chicchi di grandine grandi come un'arancia che si sono infranti al suolo con una potenza mai vista. Proseguono anche in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di mercoledì è interessato gran parte del Veneto. Danni d'acque grandine, taglio piante, rimozione elementi pericolanti, soprattutto interessata la zona dell'Alta Padovana, i comuni più colpiti Cittadella, Vigonza, Campodarsego, Cadoneghe, ma anche la città, un'area in ginocchio, in particolare quella dell'Alta Padovana, per la quale i primi cittadini si sono mossi da subito. Molte famiglie hanno subito danni ad abitazioni e alle auto che risultano spesso inutilizzabili. Subito messa in campo anche una task force operativa da ETRA per garantire i servizi e limitare il più possibile i danni causati dalla gravissima ondata di maltempo. Le squadre di emergenza sono entrate in azione da subito con decine di interventi per ripulire da foglie, ramaglie e alberi caduti. Uno stato di allerta che vedrà i tecnici impegnati non stop anche nelle prossime ore, anche per evitare interruzioni di servizi. Dopo gli immediati sopralluoghi è già iniziata la conta dei danni tra cantine allagate, tombini intasati e fossi di ETRA ostruiti, oltre a numerosi pannelli fotovoltaici e tetti delle sedi colpite dal maltempo. Il fenomeno meteo che ha sconvolto il Veneto e le Dolomiti si chiama downburst. Le correnti temporalesche hanno incontrato l'aria calda e prodotto precipitazioni violentissime che hanno schiantato alberi e divelto tetti. In estrema sintesi parliamo di raffiche di vento discensionali in uscita dal fronte del temporale che possono raggiungere e superare anche i 200 km orari, un fenomeno subtropicale che va diffondendosi a causa del cambiamento climatico. A questo punto l'aria si espande in maniera orizzontale con una velocità variabile, provocando raffiche molto potenti. Si verifica quindi l'innalzamento dell'aria calda e contemporaneamente la discesa di quella fredda presente più in alto, e tutto ciò provoca degli scoppi, o almeno questa è la sensazione apparenti, al suolo con venti molto violenti. Grande la pericolosità, anche se non si parla di tornado o trombe d'aria, ma i danni li vediamo sul campo e gli episodi tendono, come è purtroppo chiaro, a ripetersi sempre più frequentemente.